Alberi divelti, rami in strada, viabilità compromessa, allagamenti e danni. Le conseguenze causate dalla violenza del vento e dalle forti piogge che si sono abbattute in nottata nel Vicentino, colpendo soprattutto le zone di Lonigo, San Germano dei Berici, Sarego, Mossano, Longare e Brendola, impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco in oltre 60 interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza le strutture da quella che è stata una tempesta senza precedenti e che ha lasciato diverse zone al buio. Non sono stati registrati danni a persone. In tanti anni questa forza della natura che si è abbattuta purtroppo anche su Sarego è la prima volta che ci capita di vederla in questo modo. Cioè, si facevano 10 metri e c'erano piante per terra, soprattutto nella zona collinare, su via Grotte. Si parla di pali del telefono, cavi della corrente elettrica, piante divelte, piante cadute, il macello veramente, una cosa assurda. Danni a case, sì, abbiamo dei cittadini che purtroppo hanno avuto seri danni alle coperture piuttosto che alla muratura dell'edificio stesso, o ai giardini, gazebi volati, tende volate. Drammatica la situazione a Lonigo, dove alberi anche di grande fusto sono stati letteralmente sradicati, come in via Chiampan. È dal 2019 che non succedeva una cosa così devastante nella nostra città. Tra l'altro io l'ho vista anche praticamente in diretta perché ieri sera ero in comune e sono uscito alle 10:30 di ieri sera e stava passando il Fortunale e tra l'altro ha anche sradicato un albero, un tiglio che è nel parco del comune. Ma di questa violenza non abbiamo ricordi, abbiamo una lista di richieste di interventi che è incredibile. Interventi in corso anche per liberare il torrente dai rami. Stiamo intervenendo in un torrente che è il Togna, che è nella frazione di Madonna, perché gli alberi caduti stanno mettendo a rischio la possibilità di defluire dell'acqua, quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Criticità anche a Brendola, fin dalla notte. Il sindaco in sopralluogo con le squadre dei tecnici. Una mura è crollata in via Montoni a Vo' di Brendola, state alcune piante che sono cadute, poi a San Vito, vicino al cimitero in via Ugo Foscolo, sono cadute altre 2 o 3 piante e alcune abbiamo adesso dato urgenza di tagliarle perché sono pericolanti, e poi a San Valentino anche lì alcune piante si sono mandate in mezzo alla strada. Con la protezione civile e i vigili del fuoco siamo riusciti insomma a liberare tutto quanto.